Il sistema epidemiologico regionale Veneto comprende una realtà come il registro tumori, il cui obiettivo prioritario è identificare tutti i tipi di patologia neoplastica di cui individua incidenza, prevalenza e sopravvivenza. Un'attività sostenuta dalla Regione Veneto con 1 milione di euro all'anno, basata su una rete dati garantita anche dai medici di base e dalle associazioni di volontariato, che si propone di garantire la copertura regionale completa, finora interessato il 67% della popolazione, nell'arco di 4 anni, secondo condivise regole generali per tutte le USL e le ASL del territorio, in modo da garantire una banca dati indispensabile al benessere della comunità. A proposito di incidenza delle diverse forme di patologia, come ha spiegato Massimo Rugge, responsabile scientifico del Registro Veneto dei tumori, prostata negli uomini e mammella nelle donne, anche se pure il colon retto figura tra i più presenti, risultano gli organi maggiormente interessati nelle 3 fasce d'età, fino a 49 anni, fino a 69 e oltre i 70, con risultati incoraggianti per quanto riguarda, ad esempio, la terapia del tumore al polmone, sostenuta tra l'altro dalla diversa coscienza dei cittadini a proposito della fatidica qualità della vita, così importante per aiutare la medicina nel suo lavoro di prevenzione e cura, tanto più alla luce di un'ottimizzazione dei costi della sanità. 2 sono gli aspetti prioritari che spiegano il valore di una realtà come il Registro Tumori del Veneto. Un incremento della coscienza della patologia oncologica nel Veneto, nella mente e nel cuore dei cittadini. Questo è il primo messaggio importante. Il secondo, ancora più importante per alcuni versi, è come indirizziamo la spesa sanitaria della Regione, che pesa così pesantemente nella nostra economia quotidiana nel modo migliore. Ecco, rispondere a queste 2 domande, cogliere questi 2 obiettivi è la missione del Registro Tumori del Veneto, del sistema epidemiologico regionale, mia personale come direttore scientifico e dei miei collaboratori, ai quali chiedo uno sforzo aggiuntivo in questo momento di emergenza PFAS, per produrre quei dati che siano, mi auguro, rassicuranti, certamente veri per la cittadinanza veneta.